E con 2 incontri pubblici a Jesi e Civitanova Marche, l'Italia dei Valori ha riattivato la propria presenza politica nella regione assieme al segretario nazionale Ignazio Messina. Ad Ancona, in un incontro con la stampa, è stato fatto il punto sulle iniziative del movimento. Ci riferisce Paolo Marconi. L'Italia dei Valori riparte dai territori. Dopo la debacle elettorale che l'ha escluso dal Parlamento, il movimento fondato da Antonio Di Pietro, lo ha detto con orgoglio il segretario nazionale Ignazio Messina, ad Ancona, nell'ambito di un tour che nelle Marche ha toccato pure Jesi e Civitanova, si rimette in gioco. Con 3 obiettivi: legalità, ambiente, lavoro. Noi crediamo che siano questi i perni del nuovo rilancio dell'economia, ovviamente a fianco dei cittadini. Basta con una politica che tartassa i cittadini e dall'altra parte non tassa le banche, aggiungo, non tassa le rendite finanziarie. Non avete parlamentari, ma avete in animo una iniziativa per una proposta di legge? Noi stiamo utilizzando le proposte di legge di iniziativa popolare. Abbiamo già fatto contro il gioco d'azzardo e ne presenteremo un'altra per parlare di beni confiscati alla mafia. Nell'Assemblea legislativa regionale il partito si sente rappresentato a questo punto da un solo consigliere, Luca Cacia-Scarpetti. Gli altri, ha fatto presente il segretario dell'IDV per le Marche, Ennio Coltrinari, appartengono al gruppo dell'Italia dei Valori ormai solo giuridicamente. I temi dell'economia sono prioritari anche su scala regionale e in questo ambito l'attenzione è tutta concentrata sulla Banca delle Marche. Noi stiamo lottando e vorremmo che tutta la classe politica si interessasse di questo problema, cioè che Banca Marche recuperasse un ruolo autonomo. Cioè noi non vogliamo che Banca Marche cada sotto qualche altro colosso bancario, perché sappiamo quanto sia importante il suo ruolo nell'economia marchigiana.